Martedì 30 settembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Emanuela Corsi. Tra poco andremo da Emanuela per leggere insieme i quotidiani, prima quelli regionali, poi quelli nazionali, ma intanto occupiamoci della cronaca perché c'è stata una nuova rissa a Sferracavallo, siamo nel Palermitano, questa volta a scatenare la zuffa che ha coinvolto diversi gruppi di persone, forse un conto non saldato al bar, ci sarebbero stati anche dei colpi di pistola, una donna incinta, rimasta anche lievemente ferita, fortunatamente è già stata dimessa dall'ospedale. Ma vediamo e sentiamo il servizio. Il fuggi dopo gli spari, la paura, il panico, Sferracavallo alle porte di Palermo, ancora una volta una festa locale che sfocia in violenza, una rissa nel clou delle celebrazioni per San Cosme e Damiano, protettori della borgata marinara palermitana. Calci, pugni e ancora una volta colpi di pistola, una donna incinta ferita, dimessa nel pomeriggio. Tutto sarebbe nato in un piccolo bar vicino alla chiesa di Sferracavallo per un conto che un gruppetto seduto ai tavoli non avrebbe voluto pagare. Nasce una colluttazione con un dipendente del bar, volano sedie e tavoli, il barista viene colpito al naso con una testata da uno dei membri del gruppo. A quel punto l'uomo avrebbe preso un coltello da cucina che avrebbe brandito per minacciare e cercare di allontanare i ragazzi, ferendone 3 in modo superficiale. Si arriva agli spari, una ragazza incinta viene ferita di striscio e così ancora una volta la violenza sfocia in colpi di pistola. I ragazzi appartenenti al quartiere Zen poi si fronteggiano nuovamente con gli amici del barista alla Marinella, un secondo round in cui vengono esplosi altri colpi di pistola contro la saracinesca di una macelleria. Ho visto negli occhi dei bambini, delle persone, la paura, una cosa che non si può descrivere, cioè perché capisci bene, io dicevo ma hai visto qualcosa? No, me l'hanno detto, quell'altro hai visto qualcosa? No, me l'hanno detto. Anche bambini. Ho visto piangere bambini, adulti, persone, anche mia moglie si è messa a piangere perché aveva paura. Macchie di sangue sull'asfalto, la gente che scappa in preda al panico, scene di ordinaria follia. Dice bene Marco Gullà, scene purtroppo di ordinaria follia. Allora andiamo subito a vedere dai quotidiani questa notizia, quest'altra notizia. Emanuela. Sì, sulle prime pagine si parla di questo ennesimo episodio di violenza avvenuto appunto a Palermo e l'apertura di Repubblica Palermo. Vediamo. Emanuela, allora ti chiedo scusa un attimo perché mi dicono dalla regia che in questo momento non hanno il tuo tablet, probabilmente sì. Un problema di stabilire una connessione, forse adesso chiedo ovviamente sì. Conferma, adesso probabilmente è arrivato e allora lo vediamo già sul LED. Viene anche più semplice a raccontarle queste storie naturalmente facendo vedere le pagine dei giornali. Quindi violenza a Sferracavallo, dicevamo l'apertura di Repubblica Palermo, spari alla festa patronale, ferita una ragazza incinta, scontro tra bande, giovane accoltellato alla mano e nella vicina poi Marinella dove c'è stato un secondo round, uno dei gruppi si vendica con 10 colpi di pistola su una macelleria che vediamo appunto in questa fotografia, la macelleria in via Caduti del Lavoro. E poi c'è questo giallo della ragazza che è stata colpita, l'ultimo tassello mancante della ricostruzione riguarda la giovane di 21 anni sfiorata alla schiena da un proiettile vagante. Naturalmente ci sono le reazioni dei residenti, la borgata sconvolta, ci vergogniamo di quanto è successo, raccontano appunto ai cronisti di Repubblica Palermo, tra shock e lacrime il racconto di una notte da incubo, 1000 persone scappavano impaurite come abbiamo visto anche nelle immagini del video che abbiamo mandato in onda. E poi andiamo a pagina 3 appunto dove si vede anche un frame di questo video, l'allarme sicurezza di Chiesa e sindacati, la città è fuori controllo, l'ennesimo appello che arriva non solo dai sindacati ma anche dalla Chiesa, l'assunzione dei nuovi vigili urbani è a rischio, corsa contro il tempo in Consiglio Comunale per rafforzare appunto quello che è il presidio insomma del territorio con più uomini. Andiamo a vedere anche sulla Gazzetta del Sud. Rissa e spari alla festa patronale, giovane incinta ferita di striscio, sarebbe stata colpita da un proiettile, curata
in ospedale e dimessa dopo qualche ora. Momenti drammatici che hanno riportato alla memoria naturalmente la tragedia dello scorso aprile che è avvenuta a Monreale quando ci fu questa sparatoria sulla folla da parte di un gruppo di ragazzi. Nella nottata tiro a bersaglio con armi da fuoco sulla saracinesca di una macelleria. Si ipotizza uno scontro tra gruppi rivali. E poi andiamo a vedere anche la prima pagina della Sicilia di oggi. C'è la fotonotizia appunto dedicata a questa strage sfiorata, scrive il quotidiano, durante la processione, paura tra i fedeli, ferita una donna incinta appunto a Palermo. Grazie, fra poco torniamo di nuovo a Palermo, anzi restiamo noi in realtà a Palermo perché c'è stata ieri l'udienza per la convalida del fermo per le mazzette all'azienda sanitaria di Palermo. Ha confessato davanti al GIP il dirigente Cerrito che ha ampliato il quadro delle parziali ammissioni che sono state fatte dall'imprenditore Lupo. Ha ammesso di aver ricevuto mazzette Francesco Cerrito, direttore del Dipartimento Sociosanitario dell'ASP di Palermo, arrestato per corruzione venerdì scorso dalla polizia mentre intescava 2.000 euro nascosti in una bomboniera dal presidente della Samot, Mario Lupo, anche lui finito in cella. Interrogato dal CIP, che deve convalidare il provvedimento e decidere sull'eventuale applicazione della misura cautelare, Cerrito ha confessato di aver ricevuto il denaro. In cambio avrebbe dato a Lupo informazioni sui controlli che la Samot, Onlus, che si occupa di cure per i malati terminali, avrebbe dovuto subire dall'ASP e avrebbe velocizzato alcune pratiche di rimborso. Le rivelazioni dell'indagato hanno completato un quadro investigativo già in parte ricostruito grazie alle parziali ammissioni di Lupo, che aveva raccontato di aver pagato la tangente che aveva fatto scattare gli arresti. Solo regalini per accelerare i pagamenti, non corruzione, però aveva precisato, ammettendo 5-6 episodi per un totale di 4.000 euro quest'anno. Ma l'accordo corruttivo, secondo i magistrati, sarebbe molto più ampio. Sono preoccupato perché il singolo evento rischia di essere parte di sistemi più ampi, ha detto il presidente della regione Schifani. Ci sono delle norme come la rotazione dei dirigenti che stiamo applicando. Dobbiamo tenere alta la guardia. Sulla nomina del direttore generale dell'ASP di Palermo, ancora vacante, ha aggiunto: stiamo accelerando, procederemo immediatamente. Torniamo a occuparci di questa vicenda che riguarda l'ASP, stavolta di Palermo. Possiamo dire una nuova tegola sulla sanità siciliana in generale, questa volta appunto c'è l'ASP di Palermo sotto i riflettori. Vediamo questa ampia pagina che dedica Repubblica Palermo proprio a questa vicenda. ASP Cerrito confessa le tangenti, non le chiesi, ci accordammo. Il dirigente ha ammesso 6 pagamenti per 12.000 euro totali e di aver avvertito prima di possibili controlli. E poi vediamo sempre sulla stessa pagina l'oligopolio delle cure ai fragili all'ente di Lupo. 3 milioni in più, convenzioni dirette a pochi operatori, da oggi al lavoro una commissione interna per garantire l'assistenza, appunto si parla di servizio di assistenza domiciliare integrata per i pazienti fragili. Vediamo sulla Gazzetta del Sud, corruzione. Leggiamo, gli indagati tentano di giustificare l'accordo sulla mazzetta. Il presidente di 2 Onlus e un dirigente dell'ASP fermati dalla squadra mobile in un parcheggio. Adesso vi do un'ultima ora appena battuta dalle agenzie. 9 tonnellate di alimenti non conformi, 50.000 euro di sanzioni, 40 persone segnalate alle autorità competenti. Sono i numeri che sono emersi nell'ambito della campagna nazionale Estate Tranquilla 2025 disposta dai NAS di Catania nelle province di Catania, Enna e Messina e nelle zone ad alto flusso turistico. Gli alimenti sequestrati nelle attività di ristorazione sanzionate non erano sottoposti a piano di tracciabilità ed erano tenuti in cattivo stato di conservazione. I militari inoltre hanno sottoposto a chiusura immediata un ristorante asiatico per le rilevanti carenze igienico-sanitarie. Nel corso dei controlli è stata inoltre disposta anche la chiusura immediata di uno stabilimento balneare del tutto abusivo. Adesso ci occupiamo dell'ex stabilimento Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese, perché è arrivata adesso la bozza del piano del gruppo Pelligre, è stata consegnata alla Regione, diventerà un polo logistico per trasporti e
Spedizioni. C'è il primo accenno di un documento ufficiale, anche se non è ancora un piano industriale da parte della Pelligra Group per lo sviluppo del polo ex Fiat ed ex Bluetech di Termini Imerese. Il gruppo vincitore della gara presso il Ministero del Made in Italy, entrato in possesso ormai da mesi dello stabilimento, ha finalmente consegnato all'assessore regionale alle attività produttive della Sicilia una relazione illustrativa sullo sviluppo delle attività che intende mettere in campo. Pelligra ha confermato il proprio impegno insieme ai soci entrati in azienda che hanno raggiunto le quote azionarie di maggioranza. L'intenzione è quella di sviluppare un progetto legato alla logistica utilizzando il porto di Termini Imerese e le connessioni con la zona industriale. Il documento è stato presentato durante un incontro nella sala Libero Grassi dell'assessorato. A questo incontro erano presenti i rappresentanti dell'azienda, delle organizzazioni sindacali, del comune di Termini e i commissari straordinari dell'ex Bluetech. Si tratta di un segnale importante per il futuro del sito e per la sua integrazione con le infrastrutture del territorio, commenta l'assessore alle attività produttive Edita Maio. Ora occorre procedere con il piano industriale vero e proprio che il governo nazionale e i commissari hanno chiesto come strumento indispensabile nell'ambito dei controlli previsti. Sarà il tassello decisivo per garantire prospettive di sviluppo e occupazione. Il governo Schifani, continua e conclude Tamaio, continuerà a seguire con attenzione l'iter in corso, in costante dialogo con tutte le parti coinvolte. Allora, vediamo di capire quale può essere il futuro di questo polo industriale. Vediamo su Repubblica, ex Bluetech, vertice in assessorato, le mani della Lega anche su Termini Imerese. Il manager Musolino, vicino a Salvini, entra nella società di Pelligra, mentre il porto è gestito dall'ex eurodeputata Tardino. Quindi insomma, diciamo, il taglio è quello anche dal punto di vista politico. E poi i dubbi del piano industriale ancora assenti. L'area potrebbe diventare una piattaforma logistica senza attività però manifatturiere. Vediamo anche sulla Sicilia, nella pagina dedicata all'economia, Bluetech Pelligra vuole rientrare e Nicolosi punta sulla logistica. Nuovi piani, supporto e connessioni mentre proseguono i lavori, e vediamo appunto una immagine del vertice in assessorato. Dopo la pubblicazione del bando da 15 milioni della Regione per investimenti produttivi nell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese, le perplessità sollevate anche dalla Sicilia circa lo stato di avanzamento del progetto di rilancio appunto di questo sito ex Bluetech, ieri il gruppo Nicolosi, che ha rilevato la Pelligra Holding, la maggioranza della cordata, ha svelato le carte alla Regione presentando una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, però vediamo appunto che Pelligra vorrebbe rientrare in questo progetto di rilancio. Sì, adesso siamo a Catania, ci occupiamo dell'asse attrezzato, enormi cespugli invadono la sede stradale e coprono anche il guardrail oltre che la segnaletica. Sentiamo questo servizio. Più che una strada sembra una giungla, con la fitta vegetazione che ricopre ogni cosa, guardrail, corsia d'emergenza o segnaletica stradale, e poco importa se alcuni cartelli indicano addirittura un ospedale, nella fattispecie il San Marco a Librino. L'ennesima segnalazione denuncia arriva dall'asse attrezzato di Catania, una delle arterie più importanti che collega il Corso Indipendenza con i quartieri di Librino, San Giorgio, Fossa Creta, l'aeroporto di Fontanarossa e la tangenziale di Catania. Nonostante questo, è una delle strade più trascurate, con il verde incolto che rappresenta un serio pericolo per automobilisti e motociclisti, costretti in alcuni casi a sfiorare la fitta vegetazione che invade la sede stradale. Queste le condizioni all'altezza di Librino Zia Lisa, ma la situazione è identica dalla parte opposta ed esattamente all'uscita per San Giorgio, villaggio Sant'Agata. L'asse attrezzato è una delle porte d'ingresso della città e si presenta come un enorme cespuglio. Perché? Un problema ormai direi atavico che abbiamo più volte sollecitato, è già stato ripulito in passato ma è necessario assolutamente un nuovo intervento. L'intervento è gestito da più enti, ovvero dalla Tite di Nettezza Urbana, dai vigili urbani che devono assolutamente cambiare la viabilità e anche dalla direzione al verde che abbiamo convocato giorno 16 ottobre proprio per sollecitare gli interventi di scerbamento e potatura sul nostro territorio, tra cui questo. E sull'asse attrezzato c'è un'altra emergenza, la scarsa illuminazione. Sta arrivando la stagione delle piogge, cabine e impianti sono molto vetusti, per cui abbiamo intenzione di convocare qui non solo l'assessorato ma anche la direzione competente per vedere che lavori siano stati fatti proprio per la risoluzione di questo problema in attesa della stagione invernale. Da queste parti, in tema di auto, la sicurezza stradale è davvero un optional.
E adesso andiamo a chiudere quello che è il segmento di rassegna stampa regionale con Emanuela Corsi. Sì, ci ricolleghiamo anche a questo servizio che abbiamo visto che riguardava la città di Catania, perché invece a Palermo è il sindaco La Galla che va in tour a caccia di buche e degrado per la città. Il sindaco su un van, vediamo appunto Repubblica Palermo, va per i rioni, tocco con mano i problemi. L'opposizione dice fa il turista. Vediamo anche le altre notizie, ovviamente risse spari alla festa dei Santi, notte da incubo a Sferracavallo di cui abbiamo parlato poco fa, e poi lacrime e shock il day after della borgata dopo questo ennesimo episodio di violenza. Scandalo ASP, Cerrito confessa prese mazzette per 12.000 euro, e poi ancora Cichita in Sicilia per la coltivazione delle banane. Questa è una notizia abbastanza singolare, ma intanto andiamo a vedere questa notizia con il sindaco che va a fare un tour per la città alla ricerca del degrado. La Galla su un pulmino caccia buche e degrado, l'opposizione una gita. Il tour del sindaco assieme ai dirigenti, così tocco i problemi della città, ha detto appunto La Galla. Il confronto con la gente e il via al cantiere della piazza di Mondello. 2 operai RAP sono stati sorpresi dal primo cittadino mentre prendevano il caffè nell'orario di lavoro. Lanceremo un'app poi per segnalare le voragini, che è un problema appunto che attanaglia Palermo, ma non solo, ricordiamo tanti comuni, tante città dell'isola. Poi andiamo a vedere ancora un'altra notizia, però questa volta di calcio. Oggi il Palermo sfida il Venezia, sfida da ex, questo è il titolo, al Venezia per Inzaghi è un esame di maturità. L'allenatore, se sono qui, lo devo ai 2 anni trascorsi in Laguna, e poi Gomez e Augello in dubbio, Brunori giocherà fin dall'inizio. Sì, queste sono le indicazioni che ci arrivano da Palermo, fermo restando che Giampaolo sarà sempre lui a guidare in qualche modo l'attacco della formazione rosanera. Sì, infatti c'è già appunto, vediamo lo schieramento di questa sera, dovrebbe essere in campo il 3-4-2-1 appunto con poi Giampaolo. Vediamo la Sicilia di oggi invece, le notizie in prima pagina. Anche qui troviamo la Serie B in alto, il Palermo che vuole allungare, stasera al Barbera ci sarà il Venezia, ma restiamo nel taglio alto per vedere una notizia di spettacolo. Renato Zero compie 75 anni e parla del ponte sullo stretto, dice che senso ha. E poi andiamo a vedere anche le altre notizie, ovviamente restiamo sul regionale, il caso Shark Trapani. La squadra di basket appunto di Trapani dice no al match contro il team israeliano e scoppia il caso. E poi invece nel taglio basso la politica siciliana, il retroscena, Manlio Messina, l'idea di rientrare in Fratelli d'Italia tra Pontieri e Misteri Romani. Quindi qualche tempo fa abbiamo raccontato appunto di questa uscita dal partito di Manlio Messina, che ricordiamo è stato uno dei primi appunto ad aderire a questo progetto di Fratelli d'Italia assieme a Giorgia Meloni. Adesso però ci potrebbe essere un ripensamento e un rientro nel partito. E poi il vertice, riunione flash di maggioranza, tutti d'accordo sul supplente per quanto riguarda la politica regionale. Andiamo a vedere questa pagina che è appunto la Sicilia di Palermo. Vediamo intanto il caso lo scandalo dell'ASP di Palermo, sotto inchiesta il sistema dei rimborsi, cure palliative per i PM, dietro i casi confessati ci sarebbe molto di più. E poi lite fiscale, il caso non si placa la polemica per le promozioni ai tributi, pronta una pioggia di ricorsi alla Procura e alla Corte dei Conti. E poi anche qui vediamo questa iniziativa singolare del sindaco La Galla, che va in giro a caccia di problemi, il blitz di La Galla sul furgoncino. Vediamo anche la prima pagina della Sicilia di Catania. AMTS, vediamo il titolo in grande, 12 offerte per il parcheggio in via Sturzo, oltre 500 posti auto. La gara vale quasi 374.000 euro per il solo progetto di fattibilità tecnico-economica. E poi vediamo in alto accessi sbarrati all'ex mulino Santa Lucia, si tratta dell'8A abbandonato nel 2013, il resto della struttura invece diventerà un albergo.
A Paternò, gambizzato in pieno centro, sono stati fermati in 3 dopo 9 mesi. Domenica l'operazione dei carabinieri, i 3 sarebbero responsabili del ferimento di un 55enne a dicembre nei pressi di Piazza Santa Barbara. E poi restiamo sempre sulla prima pagina della Sicilia, vediamo anche nelle province, nella provincia Giarre, terzo crollo in pochi mesi da un palazzo in Corso Italia. La prima pagina del Giornale di Sicilia, vediamo l'apertura, un'altra notte di terrore per le strade di Palermo, lite e fuggi a Sferracavallo durante la festa patronale. C'è chi ha sentito sparare, poche ore dopo proiettili invece contro una macelleria del rione Marinella, feriti 2 giovani. E poi le reazioni, il duro sfogo del parroco che chiede insomma alle istituzioni più protezione. E poi Mazzetti arresti, Lupo lascia tutti gli incarichi, insomma vediamo che questi sono i 2 temi centrali un po' su tutte le prime pagine dei quotidiani regionali. E poi una legge in extremis per salvare fondi PNRR, norma sulla formazione da varare entro oggi, è richiesta da Bruxelles. E ancora andiamo a vedere l'ultima prima pagina, la Gazzetta del Sud. All'Ars il deputato supplente moltiplica le poltrone. Oggi a Sala d'Ercole la riforma che dovrà essere approvata dal Parlamento nazionale, ovvero se fai l'assessore devi lasciare il posto all'Ars al primo dei non eletti, e quindi insomma questo cambierebbe un po' l'assetto poi dell'Assemblea regionale siciliana. Vediamo a Messina, muore travolto da un muletto Raimondo Mamone, apprezzato esperto di impiantistica elettronica, era impegnato in opere di ammodernamento tecnologico nella sede di una ditta di larderia inferiore. Nell'ennesimo incidente sul lavoro ha perso la vita appunto un imprenditore di 61 anni. Restiamo a Messina. C'è un vicino fermato per omicidio, svolta nell'inchiesta per la morte del 73enne Mario Molinaro, avvenuta a Fondo Saccà, forti sospetti su un 63enne catanese, c'è anche un altro indagato per favoreggiamento. E poi vediamo ancora a Palermo, risse e colpi di pistola, giovane incinta che viene ferita di striscio invece a Palermo. Bene, grazie Emanuela. Adesso come ogni mattina vediamo e diamo uno sguardo a quanto accade sulla viabilità. Siamo a Catania in via Vincenzo Giuffrida, come potete notare il traffico è piuttosto intenso, non ci sono lunghissime code, però chiaramente il flusso veicolare è direi particolarmente visibile, e comunque chi sta in macchina in questo momento affronta le code. Siamo adesso sulla circonvallazione, via Lodorico da Pordenone. Qui il traffico sembra un po' più scorrevole, non ci sono, diciamo, le code, le auto non sono ferme, quindi si viaggia in tutta serenità per quella che è l'ora, e quindi magari in altri tratti ci potrebbero essere anche degli incolonnamenti. Ci spostiamo, adesso vi facciamo vedere 2 belle cartoline della nostra Sicilia. Qui ovviamente l'Etna non la vediamo perché le nuvole oggi sono praticamente le protagoniste, e l'Etna è coperta per quanto riguarda il nostro punto di osservazione da Catania. Qui invece siamo a Taormina, vediamo l'Etna in lontananza, ci sono tante nuvole, siamo sul golfo di Taormina, situazione comunque con un cielo più limpido, almeno a vedere da Taormina. Ci fermiamo, c'è la prima sosta della nostra mattina, fra poco torniamo di nuovo insieme per leggere stavolta i quotidiani nazionali, lo faremo come sempre con Emanuela Corsi e vedremo quali sono i temi più significativi. Sono tanti argomenti a carattere internazionale che campeggiano sui quotidiani in edicola oggi. A fra pochissimo. Di nuovo bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso da Emanuela Corsi con i quotidiani nazionali. Occhi puntati sul Medio Oriente, ma soprattutto sulla Casa Bianca. Ieri l'incontro tanto atteso, il bilaterale tra il presidente Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, un incontro che è avvenuto senza la stampa, poi una conferenza stampa invece congiunta. E allora vediamo qual è stato l'esito appunto di questo faccia a faccia.
faccia, Netanyahu, siamo sul Corriere della Sera, accetta il piano di Trump. Hamas dica sì o non ci fermiamo. Queste le parole del Premier a margine appunto dell'incontro avvenuto con il Presidente degli Stati Uniti. Gaza, transizione a guida statunitense, qualora dovesse essere accettato appunto questo piano. In un primo momento non ci sarà naturalmente una presenza israeliana sulla striscia di Gaza, ma ci saranno gli americani, comunque altre forze che cercheranno intanto di ripristinare la situazione, e poi naturalmente ci saranno altri cambiamenti, paesi arabi coinvolti appunto in questo piano. Intanto vediamo anche l'altra notizia in primo piano sul Corriere della Sera, poi vedremo anche gli approfondimenti. Fine settimana di elezioni regionali, le prime due regioni al voto sono state le Marche e la Valle d'Aosta. Marche, la vittoria del centrodestra, il bis di Acquaroli, Fratelli d'Italia è il primo partito. La delusione di Schlein, l'impegno non è bastato. Il governatore è stato confermato con il 52,5% dei voti, affluenza in calo. In Valle d'Aosta invece prevalgono gli autonomisti. Andiamo a vedere all'interno intanto questo piano di Trump che incassa il sì di Bibi. Ultimatum comune ad Hamas. Netanyahu, se non accettano finiremo il lavoro, e naturalmente parliamo della distruzione totale di Gaza. Le scuse poi al Qatar, che hanno suscitato diverse polemiche, non sono piaciute ai fedelissimi, alla parte anzi più oltranzista appunto del governo Netanyahu. Lui ha detto non vi colpiremo più. E poi sempre su questa pagina leggiamo il caso Sanchez nega 2 basi militari alle armi statunitensi per Israele. Vediamo l'intervista, sempre su questa pagina. Per noi è ragionevole, ma è necessario riconoscere i diritti dei palestinesi. L'uomo di Altani, abbiamo consegnato il documento. Andiamo a vedere sull'altra pagina. Intanto cosa prevede questo piano? Ostaggi entro 72 ore. Aiuti che saranno gestiti dall'ONU, Blair nel Consiglio guidato da Donald, stiamo parlando dell'ex premier britannico Tony Blair. Cosa dicono appunto i 20 punti di questo piano? Il ritiro dell'esercito previsto in 3 tappe. Qui c'è una cartina dove ci sono le 3 fasi. Vediamo in blu la zona attualmente sotto controllo dell'IDF, prima fase del ritiro, liberazione degli ostaggi. Poi c'è la seconda fase del ritiro, la zona segnata in giallo, in giallo l'abbiamo vista, in rosso seconda fase del ritiro, dispiegamento delle forze internazionali, e poi terza fase del ritiro, la zona cuscinetto di sicurezza. Andiamo a vedere ancora le altre pagine dedicate a questo tema. Dal Cairo a Riyadh, pronti a cooperare appunto per la tregua. L'ANP, sforzi sinceri per fermare la guerra. Meloni, il piano può essere una svolta, questo è il commento della Premier. E poi Macron, i 2 stati sono l'obiettivo finale. Macron che fin dal primo momento ha caldeggiato appunto questa possibilità di 2 popoli, 2 stati. Intanto però c'è la flottiglia che va avanti verso Gaza, va avanti con la sua missione umanitaria. Queste cominciano ad essere ore calde e anche preoccupanti. Infatti c'è anche il commento del nostro ministro per la difesa Crosetto, che dice sollievo se solo arrestati, nel senso che il male minore secondo Crosetto potrebbe essere l'arresto appunto di questi volontari, di questi attivisti. Tajani, ho chiesto di garantire la sicurezza degli italiani. I deputati PD però sembrano fare un po' retromarcia. I deputati PD che stanno partecipando a questa missione, al primo halt ci fermiamo, quindi comunque non c'è l'intenzione di rischiare
Vediamo l'altra notizia di oggi, andiamo a vedere la politica invece interna, si parla di regionali, il centrodestra vince, fa bis nelle Marche, Fratelli d'Italia supera e stacca il PD, Acquaroli è stato rieletto con il 52,4% e Ricci si ferma al 44,4%, ma c'è un dato significativo, l'affluenza che crolla al 50%, a Fratelli d'Italia il 27,4%, dicevamo primo partito, Dem al 22,5%, Forza Italia che supera la Lega e poi i 5 Stelle al 5,1%. Meloni premiato il buon lavoro, Conte la nostra proposta non ha convinto, quindi la proposta del fronte progressista che ha appunto voluto Ricci come candidato contro il governatore uscente. Ma intanto andiamo a vedere un po' la cartina della situazione urne, quindi quali sono i prossimi appuntamenti. Abbiamo visto appunto che si è votato nelle Marche in Valle d'Aosta, invece i prossimi appuntamenti saranno intanto il 5 e 6 ottobre in Calabria, dove si sfideranno Occhiuto per il centrodestra e Tridico per il centrosinistra, Occhiuto che aveva rassegnato le dimissioni per ripresentarsi, mentre invece il 12 e 13 ottobre, altro appuntamento, si voterà in Toscana. I due sfidanti sono Eugenio Gianni del centro-sinistra e Alessandro Tomasi del centro-destra. E poi c'è l'appuntamento finale che vedrà invece i residenti del Veneto, Campania e Puglia al voto il 23 e 24 novembre. Vediamo che in Veneto ancora il centrodestra non è riuscito a trovare un nome. E invece il centrosinistra presenterà Giovanni Manlido. In Puglia il centrosinistra ha già individuato in Antonio De Caro il suo appunto candidato, il centrodestra anche qui non ha scelto un nome. Stessa situazione in Campania, dove invece il centrosinistra sta proponendo Roberto Fico, mentre il centrodestra ancora non ha svelato il proprio candidato. E poi dicevamo, non si è votato solo nelle Marche ma anche in Valle d'Aosta, il trionfo degli autonomisti. Union Valdotaine è il primo partito al 32%, resta il nodo delle alleanze e della scelta del presidente. Il dialogo con gli azzurri, perché ricordiamo che in Valle d'Aosta si vota con il maggioritario, quindi in un secondo momento si sceglierà appunto il nome del presidente. Una volta fatto, diciamo, trovata la maggioranza, si deciderà il nome del presidente. Esatto, vediamo la Repubblica di oggi, anche qui Marche vince il centrodestra, bis di Acquaroli e poi Gaza, il piano Trump, ultimatum a Damas. Queste le due notizie insomma principali di oggi. A proposito di voto, un voto importante di cui si parla oggi sui quotidiani è quello che riguarda la Moldavia o la Moldova, dove vincono gli europeisti e vanno oltre il 50%. Non ci siamo fatti intimidire dalle pressioni della Russia. A Sandu le congratulazioni di von der Leyen e Zelensky, che considerano questo voto importante, che potrebbe anche aprire un taglio per quanto riguarda appunto questi paesi filo russi. Tra gli osservatori internazionali, sono critici, ostacolati i russofoni. Vediamo ancora la prima pagina del Messaggero, piano Trump per Gaza, ostaggi liberi entro 72 ore, anche qui Marche vince il centrodestra. E poi c'è quest'altra notizia, spunta il testamento segreto di Agnelli, la famiglia Agnelli insomma, che riempie le pagine dei quotidiani ormai da tempo, tradite le sue volontà. Ci sarebbe questo documento inedito, questo testamento appunto inedito, al figlio Edoardo il 25% del dicembre. Margherita non voleva favorire il nipote John. E poi vediamo altre notizie, la nuova inchiesta, Garlasco, insomma altri colpi di scena in questa vicenda di cronaca, l'ex PM al contrattacco che è indagato appunto per corruzione, ma dice mai preso invece soldi. Vediamo nel taglio alto Damiano, ecco notizie di spettacolo, Damiano dei Maneskin,
Måneskin, Damiano David, che si confessa, dice con la mia band non ero più felice, lui sarà presto a Roma e Milano per 2 concerti. Se abbiamo ancora un'ultima pagina possiamo certamente vedere. Un'ultima pagina, allora restiamo sempre sul Messaggero perché ieri c'è stata una sentenza, una condanna all'ergastolo. Questo ragazzo, un ex finanziere, aveva ucciso la madre e la sorella dell'ex fidanzata per punirle. Ecco, è stato condannato all'ergastolo. Il duplice omicidio era avvenuto a Latina. Il delitto commesso dal finanziere Cristian Sodano dopo che la ragazza aveva deciso di troncare il rapporto. Poi la motivazione, come sempre, è quella riconosciuta, l'aggravante dei motivi abietti, ma non la premeditazione. E qui vediamo appunto i volti della tragedia. La fidanzata si è salvata, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la madre e la sorella che volevano fermarlo. Grazie Emanuela, con te ci ritroveremo ancora più avanti con altre notizie dai quotidiani, ma intanto per noi è il momento di fare un'altra sosta e poi il primo ospite della nostra giornata. Parleremo di salute, parleremo di influenza, di Covid, di virus influenzali, diciamo così. Lo faremo con il professore Bruno Cacopardo, ma restate con noi a Buongiorno Sicilia. Eccoci insieme a Buongiorno Sicilia, come anticipato con noi c'è il professore Bruno Cacopardo. Buongiorno, grazie per essere con noi, direttore delle malattie infettive del Arnas Garibaldi. Professore, ormai ci siamo, no? Nel senso che ci stiamo avviando verso la stagione, quella dell'influenza, dei virus. Devo dire che quest'estate però è stata segnata in qualche modo anche da qualche infezione, diciamo, virale. Non sono mancate, però quando si arriva a questo punto dell'anno si cerca di capire, vista l'esperienza nell'altra parte del mondo, che cosa succede con l'influenza. Sì, è una prassi ormai consolidata quella di andare a guardare ad ogni inizio di stagione autunnale cosa è accaduto nell'emisfero australe. E nell'emisfero australe è accaduto che ha circolato un virus influenzale un po' cattivello, con caratteristiche di contagiosità e di virulenza abbastanza elevate. E niente di drammatico, ma diciamo è stata soprattutto la contagiosità del virus, cioè la sua capacità di diffondere, a dare problemi. Ecco. Ma è un virus che noi conosciamo, che abbiamo avuto in passato, sì. Siamo entrati in contatto, quindi c'è una parte della popolazione che magari negli anni, nel tempo, ha fatto sì che diciamo, il nostro organismo entrasse in contatto sì, con... Sì, assolutamente sì. Il virus sono i celebri H3N2, H1N1 che noi abbiamo già straconosciuto durante episodi epidemici precedenti. Quindi il nostro sistema immunitario in qualche modo è già forgiato a questa evenienza. Certamente conviene, diciamo, ricordare al nostro sistema immunitario la presenza del virus circolante attraverso una vaccinazione. Questo è importante. Veniamo al tema della vaccinazione, perché ci sono delle fasce in modo particolare che hanno necessità di essere protette più di altre. Sì, sono le fasce dei cosiddetti fragili, che sono i soggetti, innanzitutto quelli che gli anglosassoni chiamano aging, cioè i soggetti di una certa età, mi ci metto anche io fra costoro. Sono questi soggetti che quanti anni hanno? Normalmente hanno superato i 65 anni, eccomi qua, ci sono pure io. E poi i fragili per patologia, cioè coloro che hanno condizioni come insufficienza renale, diabete, patologie neurologiche che indeboliscono in qualche modo il sistema immunitario. Allora, lei ci ha detto che grosso modo conosciamo questa influenza, ci sono i vaccini, sono già pronti, sta per arrivare il periodo della vaccinazione, perché forse mancheranno una quindicina di giorni, grosso modo. In effetti inizia il periodo, formalmente il periodo vaccinale. In realtà però molto è condizionato dalla situazione meteorologica. Perché questo condiziona la circolazione del virus. In Sicilia la prassi comune è che l'influenza arriva sempre un po' più tardivamente
E quindi se noi ci vacciniamo troppo presto poi tendiamo a perdere il titolo anticorpale, cioè la quantità di anticorpi che ci protegge. Per cui occorre stabilire un timing preciso per la vaccinazione. Dicono, per noi forse probabilmente il mese di novembre è quello più adatto? Per noi è più adatto novembre, certamente. Perché così magari considero che la stagione quella brutta, quella fredda, arriva un po' più tardi, diciamo tra dicembre e gennaio, quelli sono i periodi più freddi in assoluto. Conviene sintonizzarci con... Dobbiamo essere allineati con le condizioni meteo. Con le condizioni meteo. Professore, prima accennavo al fatto che quest'estate è stata caratterizzata da troppe forse persone ammalate, che si sono ammalate. Sono ammalate sì per virus forse parainfluenzali che circolano in maniera particolare in estate, ma c'è stata una sorta di ritorno anche del Covid con una variante nuova. In realtà il coronavirus, il SARS-CoV-2 cosiddetto, non è un virus che tende a scomparire. Non è stagionale. Non diciamo. è un virus stagionale, non è un virus che tende a fluttuare con le caratteristiche, per esempio, dell'influenza che scompare per un periodo e se ne va nell'altro emisfero. È un virus che in qualche modo staziona sempre all'interno della popolazione. Direi che è diventato, noi usiamo un termine endemico, cioè sempre presente. Ci conviviamo, diciamo così, ci conviviamo. Con delle piccole fluttuazioni in termini di coinvolgimento di persone. Certamente il virus circolerà contemporaneamente all'influenza e circolerà infastidendo gli effetti dell'influenza, cioè aggiungendosi agli effetti nefasti dell'influenza. Diciamo che non sono buone prospettive da questo punto di vista. Per cui se noi ci vacciniamo per l'influenza, togliamo la virulenza di una delle due componenti. Ed è, diciamo, questa cosa... da qualcuno siamo più protetti rispetto all'altro. Esatto, perché in realtà quello che accade ogni inverno è che dà più fastidio è la convergenza di più infezioni virali. Ci sono i virus respiratori sinciziali, i parainfluenzali, c'è il metapneumovirus, c'è il virus dell'influenza e c'è il Covid. Un coacervo di infezioni virali che... Insomma, diciamo che andiamo incontro a qualche fastidio. La stagione... Sì, niente più che fastidio. Qualche fastidio. Allora, vorrei restare un attimo sul Covid, perché c'è questa nuova variante che è stata identificata, ci sono i vaccini che continuano comunque ad essere, diciamo, l'unica arma in questo momento per cercare di limitare il più possibile la diffusione sempre del Covid. Sì, la variante attuale si chiama Stratus. Sono nomi esotici che vengono attribuiti per identificare il virus e piano piano sta sostituendo il Nimbus, che era la variante precedente. Tutte e due sono equivalenti in termini di virulenza e di cattiveria. Diciamo che danno il solito quadro clinico simile influenzale, quello dava il famoso dolore alla gola tagliente come una lama di coltello, questo dà qualche disturbo intestinale o gastrointestinale in più. E certamente la vaccinazione è lo strumento, assieme alla vaccinazione per l'influenza, lo strumento migliore per tenere a bada gli effetti, soprattutto però in quella fascia di popolazione a rischio che dicevamo. E quello è importante, tutelare magari i più deboli è fondamentale. Tutelare le fragilità cosiddette. È una cosa importante. Lei ci ha fatto prima una sorta di elenco di virus più o meno aggressivi, ma il numero mi sembra molto elevato per quello che leggo. Sono circa 200 questi virus che circolano? Sono tra i 230 e i 240 circa, quindi una marea di virus con diversa virulenza. Chiaramente non tutti sono fastidiosi, alcuni sono assolutamente innocui, per esempio i coronavirus sono una trentina e di questi solo il SARS-CoV-2 è quello che dobbiamo temere, gli altri non danno più che banali raffreddori, quindi non dobbiamo avere paura dei virus perché insomma, ci adeguiamo, ci dobbiamo convivere. Dobbiamo assolutamente convivere. Possiamo dare qualche indicazione a chi, ahimè, sfortunatamente dovesse incappare in uno di questi virus un pochettino più monelli, più cattivi? Sì. A parte la vaccinazione, attenzione. Sì, a parte la vaccinazione, il criterio è quello di disinfiammare
quindi una terapia antinfiammatoria. Se la malattia avanza, consultare un sanitario, perché esistono rimedi e terapie specifiche per ogni situazione, sia per l'influenza, esistono gli antivirali predisposti per il virus influenzale ed esistono degli antivirali predisposti per i coronavirus. Quindi valutare, consultando il sanitario, l'eventuale progressione della malattia e intervenire in maniera puntuale in modo da bloccarne ogni avanzamento. E allora sappiamo cosa fare, ma soprattutto quando si sta poco bene, forse è consigliabile rimanere qualche giorno a casa, fare un po' di riposo. Certamente, sono malattie dell'apparato respiratorio, quindi tutelarsi stando a casa e riposarsi e stare lontani dagli eventi meteorologici di cui parlavamo è cosa che aggravano giusta, ulteriormente, diciamo, che peggiorano indubbiamente la situazione. Senta, l'incidenza dell'influenza, vorrei tornare un attimo all'influenza di quest'anno, tra il 15 e il 25% della popolazione, così almeno sono le proiezioni. Attenzione. Sì. In Australia, che è il solito emisfero al quale guardiamo, è arrivata anche al 24%, quindi 1 su 4 quasi, con diverse intensità di impatto. Io ritengo che viaggeremo tra il 15 e il 20%. 15-20%, quindi insomma comunque una buona percentuale. Una buona percentuale, poi dipenderà, questo è intuibile, da quanta vaccinazione faremo. E allora l'invito chiaramente è quella di in qualche modo proteggersi e proteggere anche gli altri. E proteggere gli altri, soprattutto quelle fasce fragili che ne risentono di più. Perché magari se andiamo a fare visita a una persona che è fragile, che non ha niente, perché sta a casa, non può uscire, quindi non entra in contatto con nessuno, ma siamo noi i vettori poi che portiamo questo virus, facciamo del male. Facciamo del danno. Facciamo del danno e non vogliamo assolutamente fare questo danno. Professore, un'ultima osservazione e chiudiamo qui il nostro incontro. Rispetto a quando è iniziata l'epidemia del Covid, i vaccini attuali sono stati potenziati, parliamo a chi ci ascolta da casa, in qualche modo sono più mirati, riescono in qualche modo ad arginare di più? Ma il vaccino dell'influenza viene aggiornato annualmente sulla base del virus che circola, quindi assolutamente mirato. I coronavirus mutano con una velocità tale che non sempre facciamo in tempo ad aggiornarli, tra virgolette, però ci si sta provando e si insegue la nuova mutazione. E non è facile. E non è facile, va bene. Grazie professore, grazie per essere stato con noi, grazie al professore Bruno Cacoperdo, il direttore di malattie infettive della Arnas Garibaldi, l'azienda ospedaliera Arnas Garibaldi. Ci dobbiamo fermare, però restate con noi perché adesso parliamo d'altro, assolutamente. Parliamo del nostro sito di Sicilia Web che da ieri è online con una veste grafica e non solo grafica, ma anche di contenuti assolutamente nuovi. Fra pochissimo ci sono le previsioni meteo. A dopo. Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì 30, quando ritroveremo condizioni di stabilità su quasi tutta Italia, con cielo sereno poco nuvoloso. Durante il pomeriggio i primi rovesci in formazione sul nord-est. Difatti giungerà da mercoledì aria fredda dalla Russia che investirà tutto il centro-sud con fenomeni temporaleschi. Intanto però martedì sulla Sicilia cielo sereno poco nuvoloso, giornata soleggiata e le temperature grosso modo attorno ai 26-27 gradi le massime. Le minime invece su molte località, anche se di poco, andranno sotto i 20 gradi. Per quanto riguarda la tendenza della giornata di mercoledì, ecco i temporali che passeranno sull'isola. Difatti ci saranno dei temporali tra il pomeriggio e la serata di passaggio su un po' tutti i settori, localmente dei fenomeni anche intensi, con venti da prima di libeccio, poi in rotazione di maestrale. Le temperature in lieve aumento mercoledì, ma poi ci sarà un netto calo nel corso di giovedì per il maestrale e il grecale. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il sito web. Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di martedì 30, quando ritroveremo condizioni di stabilità su quasi tutta Italia, con cielo sereno poco nuvoloso.
Durante il pomeriggio i primi rovesci informazioni sul nord-est. Difatti giungerà da mercoledì aria fredda dalla Russia che investirà tutto il centro-sud con fenomeni temporaleschi. Intanto però martedì sulla Sicilia cielo sereno poco nuvoloso, giornata soleggiata e le temperature grosso modo attorno ai 26-27 gradi le massime. Le minime invece su molte località, anche se di poco, andranno sotto i 20 gradi. Per quanto riguarda la tendenza della giornata di mercoledì, ecco i temporali che passeranno sull'isola. Difatti ci saranno dei temporali tra il pomeriggio e la serata di passaggio su un po' tutti i settori, localmente dei fenomeni anche intensi, con venti dapprima di libeccio, poi in rotazione di maestrale. Le temperature in lieve aumento mercoledì, ma poi ci sarà un netto calo nel corso di giovedì per il maestrale e il grecale. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebimeteo oppure visitando il sito web. Allora, bentornati a Buongiorno Sicilia. Come anticipato, stamattina parliamo del nostro sito Sicilia Web. Allora, per farlo con noi in studio c'è il direttore del sito Sicilia Web, Alberto Cicalini. Ciao Alberto. Buongiorno Angelo. E con noi c'è anche Flavio Fazio, che è il CEO di Flazio.com. Perché insieme? Perché parleremo adesso di questa rivoluzione di fatto. Possiamo anche vedere, chiedo alla regia di mostrarci una delle pagine di stamattina online di Sicilia Web. Eccolo qui, lo stiamo mostrando. Per l'appunto una delle notizie poi di maggiore interesse del momento, quanto accaduto alla corruzione all'ASP di Palermo. Alberto, 25 anni di sito, chiaramente è cambiato il mondo, in 25 anni è cambiato anche il modo di informare. Eh sì, l'ho scritto anche nell'editoriale che abbiamo pubblicato sul nostro sito, devo dire che 25 anni sono tanti, lavorativamente parlando per chiunque, ancora di più se parliamo di web. Ho definito un'era geologica, non voglio essere autoreferenziale, però è passato davvero tanto tempo. Noi in redazione abbiamo anche curiosato tra le vecchie home page, la prima home page in assoluto perché ce l'abbiamo, devo dire che ha la rappresentazione plastica di quanto sia cambiato il mondo, di quanto sia cambiato il nostro lavoro sotto tutti gli aspetti e nello specifico ovviamente il lavoro che riguarda il mondo web, che corre davvero veloce e quindi noi abbiamo bisogno di tenere il passo e tenere la velocità del mondo web che fra tutti i media, perché se parliamo di informazione su internet insomma sicuramente è l'informazione che si declina con cambi di passo più repentini, più veloci, più anche frequenti, però se la dobbiamo tenere, la dobbiamo tenere. E allora, insomma, era il momento, tra l'altro festeggiamo appunto questo compleanno, quindi anche una cifra tonda, il quarto di secolo, che a dirla così fa anche un po' impressione, no? Quindi abbiamo qualche capello bianco in più rispetto a 25 anni fa, però insomma vogliamo esserci, essere al passo coi tempi e proporre una nuova versione che tra l'altro è più legata alla vocazione di questo sito. Poi insomma non voglio essere troppo entriamo nei particolari fra non molto. Rispettiamo i tempi. Per fare tutto questo ovviamente c'era bisogno di un partner importante, un partner che potesse fare diventare realtà quelle che sono tutte queste richieste, anche da un punto di vista tecnico, pratico, per la navigazione di chi magari usufruisce dei tanti device, telefonini, strumenti come l'iPad oppure altri, tablet. Sì, abbiamo pensato a un progetto multipiattaforma, ovviamente questo verrà ampliato, ci sono tante novità che arriveranno anche da questo punto di vista. Le sfide tecnologiche sono state importanti perché è un sito ad alto traffico. Abbiamo avuto il piacere di lavorare a questo progetto, è anche un progetto storico che ha una storia, quindi per noi è stato anche un onore poter lavorare a questo progetto. Tutti i nostri ingegneri informatici ci hanno lavorato con il cuore. Abbiamo utilizzato i server di Google, ci sono i load balancer per gestire il traffico, i picchi di traffico che spesso ci sono quando ci sono notizie più rilevanti, quando c'è la festa di Sant'Agata e milioni di persone corrono a vedere le notizie, quindi è stato strutturato proprio per gestire grosse mole di dati e grosse quantità di traffico. Questo è un dato significativo. Alberto, per tornare proprio a quella che è la nuova funzione anche dell'informazione sul sito, questo grande legame tra la televisione e la rete, tra le produzioni di Antenna Sicilia e Telecolor e Sicilia Web. Eh sì, la variazione, la virata è verso una direzione maggiormente identitaria del sito. Dico io, il web è un mare magnum, c'è di tutto e di più, come diceva il vecchio slogan di un'emittente nazionale. Però cosa vogliamo fare? Vogliamo trovare un posizionamento sempre più forte e sempre più chiaro e noi lo abbiamo già in realtà, perché siamo un unicum se vogliamo per certi versi, perché siamo un sito che produce informazioni in tempo reale e lo sappiamo, lo facciamo. Scusate, poi siamo anche un sito che però è il punto di caduta, il punto di atterraggio di tutta la produzione televisiva di Antenna Sicilia e Telecolor. Quindi vogliamo interfacciare
questi contenuti, vogliamo renderli più fruibili, maggiormente veicolabili, adattati ovviamente al web, perché ogni media poi è in qualche modo determinante per come si propone il tipo di informazione, il mezzo del messaggio, diceva qualcuno più famoso di me. Detto questo, è chiaro che abbiamo fatto quindi un prodotto che serva in qualche modo a rafforzare questo tipo di identità e di vocazione, a favorire la fruizione e la user experience, come dicono quelli che parlano meglio di me, però in generale insomma è chiaro che c'è questo tipo di volontà e lo abbiamo fatto grazie a Flazio, con cui c'è stata insomma consonanza di vedute, anzi li devo pubblicamente ringraziare perché noi siamo piuttosto fastidiosi, devo dire, perché li riempiamo di richieste, perché un sito di informazione ha tantissime necessità che poi nascono, crescono e si sviluppano in corso d'opera, insomma, ma loro sono stati molto bravi a esaudirle. Vorrei sentire per l'appunto, sono state tante le richieste, poi torniamo. Sono state tante, sono state 6 mesi impegnativi, abbiamo lavorato a questo progetto in modo, diciamo, fortemente committato, intensivo, però è bello, è una soddisfazione, siamo riusciti a portarlo online senza il minimo di servizio, quindi non c'è stato un solo secondo di ricordiamo che il disservizio. passaggio è stato effettuato ieri mattina, praticamente quasi indolore, non si Gli utenti neppure se ne sono accorti, quindi un minuto prima stavano leggendo un articolo nel vecchio formato, un secondo dopo lo stavano leggendo nel nuovo formato. Tra l'altro seguo quello che diceva il direttore sulla parte di user experience, sono state tolte, diciamo concordando ovviamente con la redazione, tutte le pop-up fastidiose che spesso in questi siti ormai rendono completamente innavigabile anche i siti dei quotidiani nazionali e internazionali. Quindi oggi la Sicilia Web ha una leggibilità, una fruibilità molto maggiore anche per scelte contenutistiche di questo tipo che lo favoriranno tantissimo. Vorrei chiedo alla regia di ritornare di nuovo sul sito online e vediamo una delle notizie che abbiamo anche lanciato proprio ieri sera, il fatto sportivo, ci dedichiamo allo sport, Alberto, Catania-Siracusa e su Telecolor, anche questo insomma è un modo di informare tempestivamente tutte le novità che riguardano il mondo del calcio e noi con Telecolor seguiamo in maniera attentissima, fammi passare questo termine, tutto quello che è attorno al mondo Catania e non solo. Qui stiamo facendo una matriosca comunicativa perché stiamo parlando dello sport, io e tu ci occupiamo di sport, se poi ci scambiamo di posto e facciamo diretta stadio in tempo reale. Beh, no, ne approfittiamo per dire insomma che sicuramente è un altro bellissimo appuntamento che offriamo ai nostri telespettatori in maniera naturalmente gratuita, fruibile da tutti, il derby in esclusiva, in chiaro, naturalmente in maniera gratuita, ripeto, ed è anche un mezzo attraverso il quale cerchiamo ancora una volta di ibridare i contenuti, perché lo ricordiamo, non è il caso della partita in chiaro perché per ragioni di diritti televisivi la partita in chiaro può andare solo in televisione e non sul web, però ad esempio mi ha fatto il caso di Diretta Stadio, che noi tutti conosciamo bene, io e tu in particolare, è un prodotto che può essere visibile live streaming, quindi è chiaro che regaliamo questo prodotto, questo nostro servizio anche a chi, e sono tanti, ci segue dall'estero, quindi siciliani in tutto il mondo, siamo comunità anche in questo senso, con l'informazione nostra, televisiva e comunque insomma con l'informazione a 360 gradi declinata su tutti i mezzi. Volevo tornare di nuovo al sito, ci sono diverse sezioni, c'è la pagina siciliana, adesso io sono su quella che ci riporta in Italia, la stiamo facendo vedere, il centrodestra si tiene le Marche, aggiornato praticamente in tempo reale su quanto accade non solo nella nostra regione ma all'estero, in Italia, in ogni parte del mondo. Alberto. Certo, in ogni caso noi dobbiamo ragionare su un fatto, allora, su una caratteristica propria del web. Il web non ha confini ed è visto ovunque, quindi comunque devi abbracciare un'utenza più ampia possibile. È chiaro che abbiamo una nostra identità, ce l'abbiamo forte, è chiaro che raccontiamo notizie di Sicilia, tra virgolette, le vogliamo chiamare così, però il mondo è grande e l'interesse comunque è trasversale su tutto, quindi abbiamo una sezione Italia, una sezione mondo, abbiamo la sezione salute che riguarda tutti, perché tutti sono interessati naturalmente alla salute, insomma informazione declinata, eccola qua, puntualmente ce l'hai sottoposta, insomma è chiaro che cerchiamo di abbracciare un range quanto più ampio possibile di informazioni, lo sport l'abbiamo già visto naturalmente, e insomma poi quelle sono aree geografiche, è chiaro che poi a livello contenutistico l'Italia mondo abbraccia tutto, no? Politica, spettacolo, insomma tutto quello che può essere il racconto della giornata come un compagno di viaggio, l'abbiamo definito così il nostro sito, no? A portata di click, quanto più fedele e puntuale possibile per raccontarti e darti un po' una bussola in questo, ripeto, mare magnum del web e dell'informazione. Chiudiamo questo nostro segmento di trasmissione, torno di nuovo da Flavio Fazio, che è il CEO, ricordiamo, di Flazio.com. Allora,
quanto è stato difficile, se lo è stato, poter sintetizzare tutte queste richieste e metterle in un sito che diventa una sorta di portale per tutto quello che riguarda l'informazione complessiva che viene prodotta dalla nostra redazione, dalle nostre redazioni e dai nostri telegiornali? È un progetto complesso, c'è diciamo uno storico, una quantità di articoli, decine di migliaia di articoli, quindi noi abbiamo per forza allocato i nostri migliori ingegneri, i nostri migliori designer per creare una user experience che permettesse a questi articoli appunto di stare online. È stato uno sforzo corale di tutto il team, che non è stato soltanto il nostro, ma affiancato da tutti i tecnici di Telecolor e di Sicilia Web, quindi abbiamo lavorato congiuntamente per raggiungere questo risultato. Non voglio spoilerare nulla, ma che cosa arriverà molto presto? Arriveranno tante cose che rendono questi contenuti sempre più fruibili, possiamo dire multipiattaforma, che magari fa intuire qualcosa, ma lo racconteremo presto. Benissimo, allora grazie ad Alberto Cicalini, Grazie, che ricordiamo è il direttore di Sicilia Web, grazie a Flavio Fazio, che è il CEO di Flazio.com. Ci fermiamo, fra poco andremo però a Sferracavallo, dove, e torniamo alla cronaca, dove si è registrata l'ennesima rissa che non ha neanche una spiegazione, forse un conto non pagato ha scatenato la bagarre, poi anche colpi di pistola. Lo faremo in collegamento con il nostro Marco Gulla. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso c'è la cronaca, andiamo a Sferracavallo, c'è il nostro Marco Gullà, lo vedo già in collegamento, con lui c'è anche un ospite, Simone Aiello, che è dell'associazione Il Mare di Sferracavallo. Buongiorno Marco, dicevo prima, ancora una volta Sferracavallo mostra queste immagini di violenza, di diciamo sparatorie, di panico, di paura, di rissa per strada tra la gente durante i festeggiamenti, fra le altre cose, in una processione religiosa dei Santi Padroni. Sentiamo quali sono le reazioni, perché ho capito che evidentemente c'è stata tanta paura. Sì, buongiorno Angelo. Sì, tra l'altro il puzzle di questa rissa sfociata insomma, nel corso delle celebrazioni per San Cosme e Damiano, dico, sta iniziando a essere definito maggiormente. Ieri c'erano delle notizie frammentarie, siamo con Simone Aiello del comitato Il Mare di Sferracavallo, e tra l'altro lui ci ribadisce, e comunque sta emergendo anche questo elemento, che comunque non si è sparato durante queste celebrazioni. Si è sparato però in un secondo round che c'è stato in un quartiere vicino alla Marinella, tra un gruppo dello Zen e probabilmente uno della Marinella. Lì si è sparato. Qui continua insomma a emergere insomma il fatto che probabilmente c'è stata la rissa, sono sputtati anche dei coltelli, ci sono stati dei feriti, però in questo momento anche le forze dell'ordine non hanno trovato, tra virgolette, insomma, questa pistola che ha sparato, quantomeno non hanno trovato elementi che portano ad una sparatoria, Simone. Sì, l'evento, buongiorno, l'evento sicuramente è stato devastante perché stiamo parlando di una processione che quasi si fa da più di 150 anni, e quindi tutto stava andando per il verso giusto. Addirittura finale è scoppiata questa rissa, e la cosa che diciamo ha fatto impressione è stata la reazione della gente, perché migliaia di persone, senza un controllo efficace da parte della polizia municipale, carabinieri, polizia, insomma, che in qualche modo avrebbero dovuto farsi vedere, insomma, e creare questa forma di deterrenza. Senza questo diciamo, scudo protettivo, purtroppo la gente spaventata andava ovunque, con notizie che non erano assolutamente vere, cioè il fatto stesso che ci fosse una sparatoria, che qualcuno avesse una pistola e sparasse alle persone, erano una situazione emotiva che è nata da questa reazione esagerata che purtroppo succede quando c'è questa calca e c'è questa situazione così critica. Quello che chiediamo... una comunicazione per la regia, poi potete continuare.
Sì, sì, io vorrei sicuramente evidenziare un aspetto. Sferacavallo è un posto con una bellezza incommensurabile, abbiamo l'area marina protetta, una riserva naturale, un posto bellissimo, può offrire tanto ed è sicuro. Purtroppo ci sono delle realtà molto vicine alla nostra c'è la Marinella, c'è lo Zen, con ragazzi che sono allo sbando, abbiamo visto cosa è successo a Monreale, sono le stesse realtà. Allo Zen c'erano ragazzi, scusate, a Monreale c'erano ragazzi dello Zen che hanno fatto quello che tutti sappiamo, è vero. voglio dire, e quindi noi siamo vittime di questa situazione. Sferacavallo è un posto sicuro, la festa di San Cosme e Damiano è stata sempre diciamo, come dire, vissuta da tante persone. Bisogna chiaramente correggere alcune cose, soprattutto eliminare gli avamposti che attira questa gente. La polizia municipale deve controllare gli spazi assegnati, ci sono tanti abusivi che arrivano da chissà dove e purtroppo fanno come da attrattiva per queste tristi realtà, per questo disagio sociale. E tra l'altro dobbiamo anche aggiungere che l'origine, diciamo, di questa rissa è nata in un bar. Questo gruppetto non voleva pagare il conto, il titolare ovviamente o un dipendente del bar ha chiesto spiegazioni, lì è nata appunto una colluttazione, c'è stata anche il dipendente è stato colpito con una testata, è uscito un coltello, alcuni del gruppo di dello Zen sono stati feriti in maniera superficiale, così della Marinella o dello Zen sono stati feriti in maniera superficiale, e poi c'è stato ovviamente questo fuggi generale perché insomma ancora non abbiamo sicuramente delle notizie ufficiali. Sì, Marco, volevo semplicemente ricordare l'altra rissa, quella che abbiamo ricordato l'estate scorsa, se non ricordo male, era sempre scaturita due risse, 2 anni fa. 2 anni fa, ma sempre vicino a un locale, sempre nei pressi di locali. Cioè, diciamo, noi abbiamo visto delle immagini dove la gente molto esasperata e molto esagitata si picchiava anche a colpi di sedia, ma attorno praticamente a questi tavoli. Forse... E credo che siamo proprio qui in questa zona. Siamo in questa zona qui, lo vedete, questa piazza qui, che poi la piazza è il cuore di Sferacavallo. Ma proprio questo volevo dire. Ma come diceva prima il tuo ospite, forse probabilmente sarebbe il caso che ci fossero maggiori controlli, che ci fosse più attenzione, soprattutto quando ci sono magari momenti di grande assembramento di persone. La processione religiosa, capisco, magari si vuole lasciare che le persone possano esercitare il loro credo in maniera serena e tranquilla, però durante le serate di movida, quando c'è magari ci si ritrova tutti quanti insieme, forse la presenza delle forze dell'ordine potrebbe essere un deterrente importante, perché questi episodi... È stata anche una sorta di